Adesso parla la cooperativa Il Delfino che gestisce il centro di accoglienza per minori a Porto Empedocle, una realtà nata a Ferragosto e che ha scatenato notevoli avversioni tra i commercianti, residenti e l'ira del sindaco Ida Carmina. Una buona parte dell'opinione pubblica vorrebbe veder traslocarla altrove. Dal canto suo la cooperativa che gestisce il centro punta i piedi, spiegando che si tratta di una struttura accreditata dall'assessorato regionale dopo ben 6 mesi di iter burocratico. L'equipe giovane, spiegano, è fatta di operatori preparati e formati con tanto di titolo che quindi hanno avuto la possibilità di rimanere in Sicilia e lavorare. Possiede gli standard strutturali e qualitativi per la gestione dei progetti. Poi recrimina. All'arrivo dei minori provenienti, la sindaca si è fatta trovare davanti il portone della struttura con tanto di fascia tricolore, non per accogliere ma per protestare e lanciare accuse. Poi ancora, aggiunge la cooperativa Il Delfino, vedere nei volti di questi ragazzi la speranza e la voglia di futuro è l'unico metro che dovrebbe orientare la politica stessa a prendere atto di un fenomeno sociale, di non negarlo con la repulsione, ma di cercare di trovare metodi e strumenti utili per gestirlo, educando la cittadinanza a vedere le risorse piuttosto che i vincoli. E ancora, i minori migranti non sono di serie B per cui vanno ghettizzati nelle periferie, ma vengono accolti rispettandone dignità, cultura e vissuti.